Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio che assegna per Radio Libertà il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Sì, ci sono e vi saluto tutti. Bentornato su Radio Libertà. Grazie. Allora, introduco solo dicendo: ci tocca dare il Bamba a una grande kermesse, luccicante kermesse, no? Una kermesse molto amata anche dalla gauche caviar del mondo dello spettacolo, che però mi sento solo di dire se lo merita ampiamente. Ti lascio la parola. Sì, è una cosa che diciamo più che altro fa ridere, ma va segnalata per far capire a tutti in che mondo di imbecilli viviamo. Ora il Festival di Cannes è sempre stato un appuntamento diciamo molto atteso nel mondo dello spettacolo, ma non solo, anche per quanto riguarda la mondanità era diciamo rinnovato, perché le donne specialmente, ma anche gli uomini, si presentavano vestiti come Dio comanda. E quest'anno è arrivata una disposizione che dice invece gli abiti devono essere sobri, a parte che bisogna capire che cosa si intende per sobri, ma in sostanza adesso anche in queste manifestazioni mondane si introduce un moralismo così becero e così stupido che merita appunto non solo una segnalazione, ma anche un Bamba grosso come una casa, e che fa ridere che si debba incidere anche sull'abbigliamento femminile e maschile. Non so tu cosa ne pensi. No, è veramente surreale. Sembra un caso, diciamo, di Sharia senza Corano, cioè no, di Sharia profana, per cui queste regole di dress code che suona molto bene, però poi se le andiamo a vedere, anzitutto mi viene da dire, sono state istituite per motivi di decenza, però ti chiedo, chi decide i criteri della decenza? Il direttore del Festival di Cannes? Questo è giusto da segnalare. Naturalmente esistono dei comitati che organizzano queste feste e ormai diciamo la mentalità islamica spicchietta piatta si sta inserendo anche nel nostro costume, per cui è persino a Cannes, insomma ha contagiato persino Cannes, e quindi ci si adegua lentamente ma sistematicamente a certi criteri che non sono più nostri, della nostra civiltà occidentale, quando l'abbigliamento costituiva non soltanto un modo per segnalarsi, ma era anche diciamo un volano per la nostra economia. No, adesso basta. Sì, tra Non l'altro si può più. c'è anche questo aspetto, è vero. Mi ha colpito, se vuoi, anche come ogni ossessione regolatoria, no? Poi diventa un'ossessione del dettaglio, perché io ti cito solo le cose più clamorose di questo regolamento. Sono vietate le trasparenze sul red carpet, così come in qualsiasi altra parte del festival. Non sono ammessi abiti voluminosi, in particolare quelli con un lungo strascico. Sono ammessi, proprio qui hanno avuto un rigurgito di bohemien, diciamo, sono ammessi i tailleur ma solo con maglia elegante. Ma che diavolo di regole sono? Mancava solo che aggiungessero che è gradito un abito da lavoro tipo la tuta e questi abiti qui da lavoro, così almeno completavamo la stupidaggine, ma è incredibile come sia stata accettata tutta questa roba da gente evoluta come i francesi. Esatto, che in teoria c'è anche una grande tradizione, no, di libertinaggio francese che, no, che viene mortificata in questo modo. Sì, non solo, poi i francesi sono sempre stati noti per la disinvoltura dei costumi anche, e anche dei costumi di abbigliamento, e invece in questo caso stiamo tornando, diciamo così, indietro di almeno 10 secoli. La cosa veramente ci sorprende, ci amareggia e ci induce a segnare un Bamba grosso come la Torre Eiffel.
Assolutamente. Tra l'altro mi è tornata in mente anche un'immagine, un'altra regola di questo codice, diciamo, di queste tavole della legge sul buon vestire, dice che bisogna, sempre riferito alle attrici, portare o i tacchi o delle scarpe chiuse eleganti. Però posso dirti, ho questo flash. Nel 2016, mi sembra, Julia Roberts, cioè non l'ultima attricetta che passava, sul red carpet si tolse le scarpe con un atto così provocatorio, anche se vuoi molto erotico, e posso dirti che era più elegante di qualunque altra attrice avesse sfilato su, cioè non è perché per forza l'eleganza risponde ai canoni di loro signori, ecco. No, hai ragione, condivido il pieno. L'eleganza poi diciamo che parte dalla persona più che dall'abbigliamento, e non è tanto l'abbigliamento quanto come uno lo sceglie, come uno se lo mette addosso, come uno sa portarlo in sostanza. Sì, certo, la variabile soggettiva è importantissima. Giulia Roberts, insomma, qualcosa ne sapeva di questo, ma Effettivamente c'era una maestra. esatto. Ti volevo fare una domanda però più seria, ed è questo, cioè non si sta diffondendo nelle nostre società, in teoria ipersecolarizzate, ipermoderne, iperdisincantate, ma una sorta di sessuofobia che appunto invece sembra rimandare a tempi arcaici, perché qui mi sembra che ci sia un problema col corpo della donna e la visione del corpo della donna. Sì, c'è un legame, diciamo, tra una decisione come quella che è stata presa e quello che tu hai detto, e cioè c'è una decadenza dei costumi. Infatti quando si limita la libertà si comincia con una piccola cosa, poi però si procede, si va avanti e si inseriscono delle proibizioni che non stanno né in cielo né in terra e che costringono la gente a vivere malamente. Certo, comunque posso dire che il direttore di Cannes, direttore generale, delegato generale si chiama, del Festival di Cannes, deve avere un problema con l'immagine della donna, perché in questi giorni ha polemizzato tra l'altro con un mito come Brigitte Bardot, che aveva criticato il festival dicendo che non aveva nessuna competenza per parlarne. Ora, Brigitte Bardot avrà pure qualche competenza per parlare di cinema, cioè sospetto che quest'uomo in particolare abbia dei problemi con le donne belle, mi viene da pensare. Sì, forse perché non riesce ad avere, allora è chiaro che gli viene un puntiglio per andare contro di loro, insomma, il sospetto viene ed è difficile da sradicare. Sì, esatto, deve esserci un problema anche psicanalitico in questo caso, ma non, insomma, sì. non vogliamo C'è indagare. un'implicazione psicanalitica e comunque mandiamo dall'inferno il bamba. Assolutamente, insomma, non vogliamo regolamentare i centimetri di pelle visibili perché non crediamo che Cannes sia in provincia di Teheran, ecco, insomma. Infatti è esattamente così, è tutto piuttosto paradossale. Allora ribadiamo questo bamba, come chiamarli? Agli ayatollah di Cannes? Ayatollah, giustissimo, sì, anche quest'anno Cannes agli ayatollah. E quindi un bamba doppio, diciamo, confermatissimo, Sì. Vidimatissimo, e ti ringrazio. Condiviso. Sì, credo di sì, credo da qualunque persona dimori nella realtà, no? Anche perché poi la bellezza ha i suoi diritti, no? C'è anche la visione della bellezza. Ma sì, l'eleganza è una cosa antica. Esatto. Adesso non vengono a combattere quelli di Cannes, ma stiamo scherzando. No, li rispediamo al mittente e speriamo di rivedere Julia Roberts a piedi nudi sul red carpet. No, per l'amore di Dio. Fantastico. Ti ringrazio. Ti ringrazio come al solito. Saluto a tutti gli ascoltatori. Buona giornata, direttore. Buona giornata. Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio Feltri.